Amici del canale RCM, buonasera a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con l'arte e con la musica, ma prima di presentarvi il mio ospite mandiamo subito la sigla. Eccoci qua, siamo in compagnia di Andrea Palla. Ciao Andrea! Ciao, Ma che buongiorno. piacere, grazie per essere venuto qua nel mio studio, io sono veramente felice di averti qui. Era da tanto tempo, da ben 10 anni che avrei voluto farti un'intervista e sentirti parlare insomma più da vicino, parlarmi della tua attività, della tua carriera. Tu sei un attore, ecco, parlami di questo progetto che hai sentito sì, da ragazzino. Ecco, tu da quanto tempo sei attore? Allora, io ho iniziato con la scuola d'arte drammatica, Certo, che ho fatto questi due corsi. Uno è il corso per aspiranti attori e l'altro è il corso over 30. ok, E il corso quelli più adulti e quelli ragazzi un po' misto, adolescenti, siamo un po' misto. ecco, Ho iniziato con loro, mi sono diplomato con tre attestati, il primo, il secondo e il terzo. bene, Dopo che ho finito di fare questi 5 anni di esperienza a teatro, ho deciso di continuare a fare l'attore, però fare l'attore, diciamo, in modo in diverso. modo diverso. Perché io amo molto il cinema, mi piace guardare molto i film, Netflix e queste cose, e ho pensato di crearmi un mio canale YouTube. Bene, E questo canale YouTube, mi è venuta la voglia di crearmi un personaggio, perché io sono molto appassionato dei film, di questo regista che si chiama Steven ah Spielberg. sì, caspita, E da lì ho Ti- pensato, faccio anche l'urbex, lo speogo, diciamo. come passione, ecco, fai anche queste cose qui. Ecco, ma come attore c'è qualche nome che puoi fare con cui hai lavorato oppure dove hai Sì. studiato? Ecco, raccontaci qualcosa. Allora, io ho creato questo personaggio famoso, non vorrei che io lo stia rubando, però invece no, mi piace, così faccio anche pubblicità anche a quel regista, soprattutto all'attore che ha fatto il suo ultimo film, che sto parlando del film Indiana Jones. Ok, E Indiana Jones, io ho deciso di interpretare Harry Walton John Jr., ok. che è l'archeologo che fa le avventure alla ricerca di questi, diciamo, cose preziose che lui vuole assolutamente esplorare e trovare. Sì, E io faccio più o meno la stessa cosa, però io voglio essere più. Voglio andare tranquillamente a esplorare e a scoprire più cose sui misteri che ci sono qui in Sardegna, esplorare luoghi abbandonati, grotte, miniere e fare anche speleologia urbana. ok, ok. E oltre sto cercando anche un gruppo, una squadra che mi possa accompagnare a conoscere. Ecco, quindi questo, stiamo parlando del tuo nuovo progetto, ecco. Sì, Benissimo. Ma prima di parlare di questo progetto, mi piacerebbe sapere con chi hai avuto a che fare, insomma, questa accademia, dove hai studiato, l'accademia di attore, ecco. Prima mi facevi un nome, una persona con cui hai studiato, chi era? allora io ho studiato. Allora, l'insegnante è Marta Pariete Orzella e Elisabetta Podda, Ecco, della scuola ecco, ecco, drammatica ecco. del Teatro delle Saline, Ah, oh, benissimo, ecco, che la Croamma, diciamo. esatto, perché è importante, insomma, che chi ci sta seguendo da casa, che magari non ti conosce ancora, perché ti conoscono in tantissimi, ma chi non ti conosce ancora sappia anche le tue origini, insomma, da dove vieni, perché non è una cosa che oggi si improvvisa, Andrea, e sta preparando questo nuovo progetto, ma c'è dietro tutta una scuola ben precisa, che è questa che mi stai dicendo. Bene, sono contento.
appuntamento. Adesso, per quanto riguarda invece il nuovo progetto, ecco, ti sei appassionato anche alla speleologia, così? Sì, speleologia, urbex, un po' un misto che sia sulle esplorazioni e in tutta l'isola della nostra Sardegna. Poi se andiamo oltre, speriamo bene, però tramite di avere una squadra che desidero Ecco, tanto tipo creare un'associazione ecco. e questo Vuoi tutto di... portare avanti un progetto. Ecco, questo Sì, progetto è di andare a esplorare dei luoghi, dei posti, come hai detto tu, anche abbandonati, posti particolari dove si arriva tramite la speleologia, giusto? sì, sì. Che hai fatto anche dei corsi su questo. Sì, ho fatto un corso insieme con Marcello Polastri Ok, che mi ha invitato per far conoscere la, alla scoperta della città sperduta di Cagliari, bene. che stiamo parlando di Cagliari del 1942, quando viene bombardata in tutto il territorio della città, Bene. e quindi abbiamo scoperto un sacco di storie, miti proprio su Cagliari, Ecco, e lì archeologiche. ti è venuta una passione. Quale passione ti è venuta, Andrea? Proprio sull'archeologia, proprio entrare proprio nei sotterranei dove c'è i bunker. Infatti io sono riuscito anche a scoprire anche un bunker che c'è anche a Quartu, che dicono che Quartu è soltanto una piccola Eh, città così, ma invece no, è importante, e infatti per quello il comune dovrebbe trasmettere che Quartu potrà essere anche a livello come Cagliari. benissimo. E questo per quello che il nostro nuovo sindaco, Graziano Certo. Miglio, che lui ha detto quando lui si è candidato a Quartu, la rinascita di Quartu, Bene, ma e deve speriamo che essere... lo faccia. Speriamo che lo faccia. Le lanciamo un monito di avere Sì, una particolare attenzione a questo progetto. Ecco, e qui tu hai unito l'utile al dilettevole, hai unito l'attore alla speleologia. Ecco, cosa stai creando? Hai creato un canale YouTube, sì. Un personaggio che si chiama Indiana Jones, Indiana un Jones. avventuriere che va alla ricerca di questi luoghi misteriosi, soprattutto archeologici, Perfetto. per scoprire queste meraviglie che ha creato la nostra madre terra, che Dio ha voluto Certo, far trasmettere all'umanità. certo. E il personaggio si chiama Andrews Allora, dovete cercare, iscrivetevi, al quella cosa molto canale. importante, condividete quello che volete, Certo. cercate Andrew Pepper, Indiana Jones, Sardegna. Andrew Pepper, Indiana Jones, Sardegna, benissimo. Ecco, e quindi cosa stai cercando sostanzialmente di creare in questo canale? Devi creare dei film, Io faccio serie, film ed avventura eh, di puntate. di puntate, benissimo, quindi dei serial, che quindi stai cercando degli attori anche che ti possano aiutare, Sì, attori, esploratori. esploratori, però principalmente devono essere anche persone fisicamente dotate per Sì, poter fare diciamo, devo avere una base tecnica una di- prestanza fisica, insomma. sì. E anche dei corsi fatti, perché cioè, non ti devono far perdere tempo, ecco, sostanzialmente. Se diciamo che mi piacerebbe tanto io insegnarli, però purtroppo ho avuto difficoltà di entrare a fare un corso speleologico, Ok. però farlo autodidatta. Ecco, e per quanto invece riguarda la parte dell'attore, puoi aiutarli tu? Allora, con l'attore, allora, uno può recitare come vuole, Ok, è una interpretazione. ok, Uno entra in un posto, deve solamente esprimersi quello che c'è attorno a lui. benissimo. E soprattutto non serve il copione che deve studiare le Benissimo, battute. Lui entra tranquillamente, entriamo in questo tunnel sotterraneo, deve solamente dire quello che vuole. L'importante è certo. che non ci siano Chiaro, parolacce, queste cose, perché è chiaro. vietato. Tutto nel pulito, certo, certo. Bene, allora Andrea, io ti ringrazio per essere venuto qua nel mio canale, nel mio salotto e mettiamo in descrizione tutti i riferimenti dove ti possono trovare, su YouTube, su Facebook, insomma, andate e cercate Andrews Andrew Pepper e Andrew Indiana Peppers, Jones. Indiana Jones, e sicuramente parteciperete attivamente anche come
follower, perché no? Se non dovete fare gli attori, ma cliccate su un bel mi piace sul suo canale YouTube. Se volete partecipare, io ci sono, contattatemi, ricordatevi di avere la buona salute, soprattutto fisica, che quella è la cosa più importante, perché entrare in questi posti c'è un rischio e quindi ho rischiato per 10 anni e li ho Li hai superati. superati. Alla fine è andato È tutto andato bene. tutto bene. Da Andrea e da Maurizio è tutto. Ciao a tutti. Ciao.